Oggi a Gorizia si è tenuto l'appuntamento annuale della conferenza regionale sulla lingua friulana. Al centro la volontà di salvaguardare un patrimonio culturale e identitario esposto alle difficoltà del calo demografico. Ce ne parla Sebastiano Franco. Una lingua che vuole essere innanzitutto identitaria. Il friulano è la seconda lingua minoritaria più diffusa in Italia, dopo il sardo. In regione lo parlano 440.000 persone. 10 anni fa erano circa 600.000, il 30% in più. La causa? Il calo demografico. Per questo l'Arlef ogni 5 anni promuove la conferenza regionale sulla lingua friulana per fare il punto sulla strada fatta e su quella da percorrere per investire nel futuro culturale della comunità friulana. Ed è per questo che cerchiamo di fare molte azioni proprio sui più piccoli, sui giovani, anche per promuovere la trasmissione intergenerazionale, genitori, figli, ma anche nonni e nipoti. E qui diciamo la tenuta c'è, nel senso che comunque il 50% delle famiglie che hanno anche il friulano in casa continuano a parlarlo. L'autonomia regionale passa attraverso la tutela della lingua friulana, lo dice il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Famiglia, mezzi di informazione e servizi sono i settori chiave dove proseguire una politica linguistica incisiva e strategica, tenendo conto della società che cambia, invecchia. Ci sono altri settori come la pubblica amministrazione, abbiamo fatto un grande lavoro finora, però rimane ancora molto da fare e comunque abbiamo ottimi risultati che sono stati confortati da 173 comuni che hanno risposto al nostro quesito. Ma è soprattutto la scuola il mezzo più indicato per la sua tutela. 1 ora alla settimana la scelta facoltativa nelle elementari. Nella provincia di Udine abbiamo praticamente tutte le zone che sono state mappate, quindi dalle zone più centrali, il Medio Friuli, l'Alto Friuli, arriviamo a percentuali oltre il 90% nella scuola dell'infanzia e primaria. Le percentuali sono un po' più basse invece nella bassa friulana, soprattutto nella zona di Latisana.